Rai Nord-Est, prima edizione, buongiorno, ben ritrovati. Partiamo con mezz'ora di anticipo per dare spazio alle 11:45, quindi tra un quarto d'ora circa, alla diretta che seguiremo da Palazzo Balbi, l'incontro tra il presidente del Veneto Luca Zaia e il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, che appunto è invitato a Palazzo Balbi. È evidente, si parlerà di autonomia, cercheremo di capire quali sono le novità. Sapete che il ministro Calderoli, in quota Lega, dalla sua elezione ha parlato a favore dell'autonomia, è disposto anche a mettere mano alla legge quadro sull'autonomia, visto il mal di pancia delle regioni del sud, ma si è detto assolutamente convinto di voler accelerare il processo di autonomia delle regioni a statuto ordinario, consentendo invece a quelle a statuto speciale di poter mantenere le proprie prerogative. Dunque tra poco 11:45 in diretta da Palazzo Balbi, ma partiamo intanto con il nostro notiziario. Siamo alla cronaca. Purtroppo ieri vi abbiamo dato la notizia di un incidente mortale a Verona. È morto un ragazzino di 16 anni. Nella notte è venuto a mancare anche il papà, che si trovava all'interno del furgone con lui e con il fratellino di 6 anni. La tragedia ci porta a Verona, nella strada dell'Alpo, e sempre a Verona, in zona Somma Campagna, questa notte c'è stato un altro incidente, purtroppo mortale. Partiamo da qui. Troppo gravi e profonde le lesioni subite. Diego Battocchio, 40 anni, espirato dopo alcune ore di agonia nella notte al polo confortini dell'ospedale di Borgo Trento a Verona. Nello scontro tra il suo furgone Ducato e un camion sulla strada dell'Alpo era morto nel tardo pomeriggio di ieri il figlio sedicenne Filippo, che viaggiava accanto a lui in prognosi riservata, ma sarebbe fuori pericolo, l'altro figlioletto di appena 7 anni. Battocchio era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico subito dopo l'ingresso d'urgenza in ospedale. Nonostante gli sforzi, i medici non sono riusciti a salvarlo. Sulle dinamiche del frontale sta indagando il nucleo infortunistica della polizia locale, che ha chiuso per ora il tratto anche per permettere le operazioni delicatissime di vigili del fuoco e sanitari del SUEM 118. Una scia di sangue che nel veronese non si è arrestata. Nella notte in A4 tra gli svincoli di Verona Sud e Somma Campagna un altro incidente è costato la vita a un giovane uomo, un trentenne della provincia di Bergamo, rimasto vittima di uno scontro fra mezzi pesanti. Da una prima ricostruzione, infatti, ci sarebbe stato un tamponamento iniziale tra due tir che viaggiavano verso Milano. Uno dei due, che si stava rimettendo sulla prima corsia dopo la sosta, non si è accorto di un altro mezzo pesante che stava arrivando. Quest'ultimo, nel tentativo di evitare l'impatto, ha sterzato bruscamente, finendo di traverso e occupando quindi anche le altre corsie proprio nel momento in cui sopraggiungeva la BMW del trentenne. Un tragico effetto domino dall'esito letale, l'ennesimo sulle strade del Veneto. Restiamo sulle strade del Veneto, siamo lungo la statale del Santo, la 308 tra Borgorico e Campodarsego, traffico paralizzato questa mattina per un altro incidente stradale. Schianto violentissimo questa mattina alle 5:30. Un camion e un'auto che stavano percorrendo la strada regionale 308 si sono scontrati lungo il tratto tra Borgorico e Campodarsego. Nell'impatto i due conducenti dei mezzi, finiti fuori strada, sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cittadella per i rilievi e regolare il traffico, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall'auto il conducente. Incastrato nella cabina di guida anche l'autista del mezzo pesante che trasportava cemento. Il camion, dopo l'urto, è finito sotto il piano stradale contro un albero. I due conducenti, feriti ma non in modo grave, sono stati trasferiti in ospedale. Lunghe code si sono formate in direzione Alta Padovana a causa dell'incidente. I carabinieri hanno deviato il traffico fino a quando la viabilità non è tornata regolare. Sempre nel Padovano in mattinata ci sono stati altri incidenti lungo le strade della periferia che hanno provocato ovviamente disagi al traffico. L'ora di punta alle 6:40 un'auto è uscita di strada autonomamente a Rischigliano, interventi dei vigili del fuoco in due schianti registrati invece in via Spinetti a Vigo d'Arzere e via Marconi a Ponte San Nicolò. Andiamo a ieri, ora con le immagini, siamo nel Vicentino, Montebello Vicentino, non lontano da dove è morto Davide Rebellin, la sua bici travolta da un tir che si sta ancora cercando, poi ve lo racconteremo attraverso un altro servizio. È stata ferita una bambina che stava camminando insieme alla nonna.
Montebello Vicentino ancora teatro di un incidente. A pochi chilometri da dove è morto il campione di ciclismo Davide Rebellin, un'auto si scontra con 2 camion e si ribalta sulla strada. Sono le 3 del pomeriggio in via Lungochiampo e ai vigili del fuoco che intervengono sul posto si presenta questa scena. Una Fiat Panda rovesciata, una ruota staccata, il cofano aperto, una scia di frammenti seminati sull'asfalto. I pompieri arrivati da Arzignano estraggono dall'utilitaria distrutta una bambina e la sua nonna che guidava, entrambe ferite che vengono prese in cura dal personale sanitario del SUEM e portate in ospedale. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'auto, dopo essersi scontrata con un tir, si sia girata di 180 gradi toccando un altro camion. La polizia locale, che ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi, dovrà ricostruire con certezza l'esatta dinamica dell'incidente. Abbiamo nominato Davide Rebellin, l'ultimo addio al campione, la data dei funerali è stata fissata a mercoledì. L'ultimo addio al campione, allo sportivo che con le sue prodezze ha conquistato i cuori e inorgoglito i concittadini. I funerali di Davide Rebellin, l'ex ciclista, morto mercoledì a 51 anni a seguito di un incidente a Montebello Vicentino in cui è stato travolto da un camion, si terranno mercoledì 7 dicembre al Duomo di Lonigo alle 9:30. A comunicarlo è la famiglia ed è la comunità intera che si stringe al cordoglio. L'amministrazione comunale ha indetto il lutto cittadino. La tragedia di Davide Rebellin è il ricordo di un altro grande campione del ciclismo, Alessandro Ballan. È suo, lo devo a lui, ha detto a noi durante la diretta di Nicola Zanetti il mondiale del 2008. Lo ascoltiamo. Io ho vinto e lui era il regista in corsa, e grazie a lui che siamo arrivati ad ottenere quella tattica di gara che mi ha permesso di vincere. Lui quel giorno a Varese nel 2008 chiuse al 4° posto, quindi era una persona che poteva ambire alla vittoria finale, però ha guardato il bene della nazionale e quindi ha favorito la mia fuga, ha favorito la mia vittoria. È un grazie commosso quello di Alessandro Ballan all'amico e compagno di pedalate che non c'è più, perché, ammette il campione del mondo 2008, è stato anche grazie allo spirito di squadra di Davide Rebellin se il ciclista di Castelfranco è entrato nella storia con il titolo iridato a Varese. Sono ore difficili per lo sport, per il ciclismo e per chi Rebellin lo ha conosciuto da vicino, compagno di allenamento anche in questi anni, ma soprattutto idolo di gioventù. E quando sono passato professionista, lui non era una persona che parlava molto, però cercavo di rubargli i segreti per diventare forte come lui. Un idolo che non faceva pesare la sua esperienza. Molto umile, nonostante i risultati ottenuti, sempre tranquilla. Io non ho un ricordo di Davide arrabbiato, agitato, aveva sempre la sua calma e soprattutto io mi ricordo la sua grande professionalità. Una tragedia che colpisce nel profondo e fa riflettere chi ogni giorno affronta le strade su 2 ruote. E il problema è che la gente è sempre più stressata. I ciclisti sono negli ultimi anni aumentati, questo grazie anche al Covid, e quindi molte volte la gente ha proprio il dente avvelenato contro di noi. Siamo la parte debole sulla strada, si è visto dalle immagini della bicicletta di Davide, e speriamo che a livello statale arrivi qualcosa in più, ecco. Ma il campionissimo Ballan vuole scacciare la tristezza, allora è meglio ricordare Davide nel suo momento più felice, quel magico 2004, quando inanellò in fila 3 gare storiche come Amstel, Frecciavallone e Liegi-Baston-Liegi. Il giovane Ballan, pur con una squadra diversa, era in quei giorni nello stesso hotel. La contentezza di vederlo rientrare la sera da ogni vittoria era veramente un qualcosa di particolare, eccezionale. Visto non si ferma, la scia di sangue nelle strade del Veneto ha lasciato sotto shock la morte di Manuel Lorenzo Ntube, il 16enne giovane promessa del calcio Padova, travolto mentre si trovava anche lui come Davide in bicicletta, questa volta nel comune di Ferrara per un allenamento. È stato travolto e ucciso ieri un allenamento della sua squadra per ricordarlo.
Prendeva il treno tutti i giorni da Ferrara a Padova per allenarsi, una passione, quella per il calcio, insita nel suo DNA, visto che condivideva il talento con il fratello più grande che milita nell'Albino Leffe. Manuel Lorenzo Ntubel, sedicenne promessa della squadra Under 17 del calcio Padova, morto travolto da un'auto pirata a Ferrara, era ben voluto e stimato dai compagni, dall'allenatore e da tutti i dirigenti biancoscudati che ora piangono il giovane difensore. Il papà Felix nella sua pagina Facebook ha postato un ultimo video con il figlio con la maglia del calcio Padova e le parole "ti amo tantissimo". Una famiglia distrutta dalla tragedia. Manuel Lorenzo mercoledì sera era in bicicletta con un amico, stava percorrendo una strada della periferia di Ferrara dove vive quando un SUV li ha travolti e poi è scappato. Le bici sono state schizzate come proiettili contro un palo e sull'asfalto. Per il sedicenne non c'è stato nulla da fare, l'amico invece è ricoverato in prognosi riservata. Il pirata della strada si è costituito qualche ora più tardi, un 37enne di Ferrara, e ora dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. Manuel sognava di diventare un calciatore professionista. Ieri i suoi compagni della squadra Under 17 del Padova si sono trovati per un allenamento in suo ricordo e sono stati supportati dalla psicologa. Cordoglio alla famiglia anche da parte della prima squadra biancoscudata, che ha rivolto pensieri d'affetto per Manuel. La data dei funerali del giovane difensore non è ancora stata stabilita. Restiamo nel padovano. Rapinatore in solitaria ha creato il panico alle poste di Vigo d'Arzere questa mattina. Siamo appunto nel padovano. È stato arrestato dalla polizia. Vediamo. Attendiamo ancora un attimo, mi dicono che il servizio non è pronto. Allora andiamo nel Vicentino, c'è stato un maxi sequestro da parte delle Fiamme Gialle. Torniamo a parlare sotto Natale ovviamente di luminarie natalizie, luminarie che non sono conformi. L'operazione delle Fiamme Gialle di Vicenza. Tiene, 23.000 decorazioni natalizie sono state sequestrate dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza in alcuni punti vendita del comune. Una operazione che ha visto i finanzieri concentrare i controlli per il contrasto alla contraffazione e all'abusivismo commerciale e la vendita di prodotti non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa dell'Unione Europea. Le decorazioni sequestrate erano state infatti poste in vendita sprovviste delle informazioni minime, quali componenti, eventuali allergeni, precauzioni per i più piccoli. Le Fiamme Gialle ne hanno sequestrate quasi 4.000 solo in un punto vendita di una nota catena di supermercati. Altre 19.000 decorazioni sono state sequestrate in altri 2 esercizi commerciali ubicati nel comune di Thiene e di Sarcedo di un'altra catena commerciale, perché poste in vendita in violazione alle prescrizioni previste dal Codice del Consumo. Nei confronti di tutte le imprese che avevano messo in commercio il materiale sequestrato è stato redatto un verbale di contestazione amministrativa che prevede sanzioni fino a un massimo complessivo di oltre 50.000 euro. I controlli della Guardia di Finanza nell'ottica della tutela del mercato e la sicurezza dei consumatori proseguiranno per tutto il periodo natalizio. Ieri abbiamo aperto i nostri notiziari con la tragedia sul lavoro. È morto un operaio schiacciato da un macchinario. Siamo a Colle Umberto, poi alla Friuli Intagli invece un altro rischio di incidente fortunatamente scongiurato grazie al pronto intervento degli operai, dei dipendenti della ditta. Andiamo a Colle Umberto per la tragedia. È morto un operaio di 56 anni. Schiacciato da un macchinario industriale, l'operaio Marco Pessotto, residente a Sacile ma originario di Pordenone di 56 anni, è stato prima soccorso dai colleghi e poi dai sanitari giunti sul posto. Troppo gravi le ferite riportate. Il lavoratore è morto poco dopo l'arrivo in ospedale a Treviso a causa del grave shock emorragico. L'infortunio è avvenuto intorno alle 10:20 in via De Gasperi presso l'azienda Furlan Mobili. Tutto è avvenuto in un attimo. Il 56enne stava lavorando vicino ad un pesante macchinario quando, per causa ancora da accertare, è rimasto schiacciato alle gambe e al bacino tra i meccanismi dell'impianto. Immediatamente è stato dato l'allarme. Sul posto è arrivata un'ambulanza e l'elicottero di Treviso. Viste le condizioni gravissime dell'operaio, prima è stato intubato sul posto e una volta stabilizzato è stato trasportato al Cafoncello. Le speranze di strapparlo alla morte sono però terminate quasi subito. Il cuore dell'uomo ha smesso di battere intorno alle 13. Il trauma ha causato una grave emorragia che è risultata fatale. I titolari dell'azienda ed i colleghi questa mattina non hanno voluto dire nulla. Sotto shock per quanto accaduto si sono chiusi
nel silenzio. Nell'azienda dove vengono realizzati i mobili, a testimoniare la tragedia la macchina degli uomini dello Spisar del Lus 2 che stanno cercando di ricostruire il grave infortunio. Un lavoratore esperto che sapeva quello che faceva e da diverso tempo alle dipendenze della ditta Furlan. Uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani veneti e il Corriere del Veneto apre con l'intervista al campione trentino Francesco Moser dopo la morte di Davide Rebellin, e ovviamente un'ampia pagina dedicata alla tutela dei ciclisti che corrono sulla strada, la fascia debole di chi percorre le strade, quindi dall'appello di Moser ora delle corsie segnalate per tutelare i ciclisti a il servizio immediatamente seguente che torna un po' a raccontare la cronaca dell'incidente che ha visto coinvolto Davide Rebellin, dove il campione ha trovato purtroppo la morte perché si sta stringendo il cerchio attorno al tir che ha travolto e ucciso Davide. Sotto al setaccio ovviamente le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Ci sarebbe un tir che si sarebbe fermato immediatamente dopo l'incidente in un'area di sosta e poi sarebbe ripartito. Dunque sia il Corriere del Veneto che il Gazzettino insistono ancora sulla scia di sangue sulle strade della nostra regione. Lo scontro in A4 è la prima pagina del Gazzettino di questa mattina, quello a Verona, l'auto che è piombata contro due tir e ha trovato la morte un trentenne, poi a seguire la morte dell'automobilista che guidava il furgone ieri sulla strada dell'Alpo, immediatamente seguente la morte del figlio, e c'è un ragazzino di 6 anni ricoverato in ospedale con diverse fratture, ma pare non sia in pericolo di vita. Siamo in attesa di collegarci con Palazzo Balbi, come vi dicevo alle 11:45, siamo un po' in ritardo. Se diamo un'occhiata, eccoci qua, questa è proprio... si stanno allestendo la sala stampa, stanno posizionando i microfoni, i colleghi giornalisti stanno prendendo posto. Siamo in attesa di ascoltare le dichiarazioni del Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie Roberto Calderoli. È arrivato dunque a Venezia, si parlerà di autonomia tra l'altro caldeggiata da Calderoli, che aveva rilasciato delle dichiarazioni importanti all'indomani della sua elezione a Ministro per gli Affari Regionali, ammettendo di voler dare finalmente un'autonomia alle regioni a statuto ordinario senza togliere le prerogative alle regioni a statuto speciale. Dunque tra pochissimo a Palazzo Balbi. Intanto restiamo però a Venezia, l'indagine che va a fare una fotografia su tutti gli immobili ATER, quindi le case di edilizia residenziale che ancora sono sfitti. È una denuncia che stiamo raccogliendo ormai da diverso tempo. Pensate, sarebbero oltre 2000 gli appartamenti nel veneziano sfitti e che dovrebbero essere dati alle famiglie in difficoltà. Partiti di opposizione sul piede di guerra contro Regione e Giunta Brugnaro dopo aver letto il dato dell'Osservatorio Indipendente sulla casa Ocio, dove emerge che a Venezia 2208 alloggi pubblici ATER e del Comune risultano sfitti fra la terraferma e le isole. Le case sfitte stanno aumentando poiché né Comune né ATER riescono a garantire gli interventi di recupero e manutenzione degli alloggi in stato di degrado. Per questo motivo troviamo scandaloso che ci siano oltre 2200 alloggi pubblici o dell'ATER o del Comune tenuti sfitti perché non si investe per restaurarli, per renderli agibili e riassegnarli alle famiglie e alle persone che hanno bisogno. La quota di abitazioni sfitte, che nel 2017 era del 17%, sale al 20% nel 2022 e per il patrimonio ATER arriva al 25%, cioè una casa ogni 4 è vuota. Proponiamo una cosa molto semplice: aumentare i fondi alle ATER, quindi alle agenzie della casa pubblica. Lo si può fare in 2 modi concreti. Prima di tutto togliendo una norma che prevede che oggi le ATER siano a loro a finanziare Regione del Veneto con circa 4 milioni di euro l'anno per una norma di un articolo 37. Togliendo questa norma, l'ATER potrebbe avere incamerato dentro il suo bilancio più fondi per lavorare sul tema della casa pubblica, circa 4 milioni di euro l'anno. Con l'addizionale IRPEF, tassando solo il 6% della popolazione ricca, potrebbero arrivare altri fondi in grado di risolvere la situazione. Noi potremmo raccogliere circa 140 milioni di euro che potrebbero essere investiti su questo tema. La richiesta per avere una
un alloggio nel frattempo è aumentata. Per Erika Baldin, consigliere regionale Movimento 5 Stelle, bisogna agire cambiando le regole di Ater. Ho infatti presentato una proposta di legge proprio per cambiare la governance delle Ater. All'interno del CDA di ogni Ater d'ora in poi vi potrebbe essere un rappresentante del territorio, quindi del sindaco o di un suo delegato, e soprattutto anche un rappresentante del sindacato degli inquilini, quindi la voce delle persone che abitano in quelle situazioni e in quelle case può finalmente essere ascoltata. Andiamo a Treviso, aeroporto Canova di Treviso, evasione dell'imposta sui passeggeri degli aerotaxi al Canova. Appunto, i vettori dei voli a noleggio, per lo più stranieri, arrivavano, pensate, da Malta, hanno omesso di versare all'erario oltre 133.000 euro. Sentiamo la Guardia di Finanza. 1244 passeggeri fantasma sui voli privati a noleggio transitati tra il 2017 e il 2021 all'aeroporto Canova di Treviso. La Guardia di Finanza ha eseguito per la prima volta allo scalo di San Giuseppe un controllo sull'imposta erariale introdotta dal governo Monti, secondo cui i vettori che si occupano di noleggio voli sono tenuti a corrispondere per ogni passeggero 100 euro per le tratte inferiori ai 1500 chilometri e 200 per le tratte più lunghe, scoprendo che era stato omesso complessivamente il versamento di oltre 133.000 euro. Abbiamo analizzato una platea complessiva di 109 vettori, 72 sono risultati non in regola, 4 vettori con sede nel territorio nazionale e 68 stranieri. Coinvolti i vettori con sede in 26 differenti stati esteri, dalla Lituania alla Tunisia fino agli Stati Uniti, con clienti legati al mondo del business e del turismo. Imprenditori e turisti che vogliono beneficiare di particolare comfort e tempi rapidi nel raggiungere altre località partendo da Treviso oppure arrivando nello scalo Antonio Canova. I 72 vettori non in regola, oltre a dover restituire i 133.000 euro, si vedranno addebitare anche sanzioni complessive per 40.000 euro, vale a dire il 30% delle somme evase. Il nostro intervento è stato finalizzato a tutelare gli operatori onesti che versano correttamente questa particolare imposta e indubbiamente abbiamo effettuato un recupero significativo nelle casse dello Stato che è a beneficio di tutti. Fara di Soligo, restiamo nel Trevigiano. A casa del sindaco sono arrivati i ladri, sono stati messi in fuga dall'antifurto, però insomma è un po' una cosa che vi stiamo raccontando ormai da quando è scattata l'ora legale, l'escalation di furti in abitazioni, alcuni vengono messi a segno, altri no, appunto grazie all'antifurto. Abbiamo intervistato il sindaco Perenci. Indicativamente verso le 5:30 l'allarme è scattato, noi siamo rientrati, io e la mia compagna, alle 6:10 e di fatto abbiamo trovato la sorpresa. Sono entrati dalla finestra del bagno sul retro dell'abitazione di Mattia Perencin, sindaco di Fara di Soligo, i ladri che anche in questo ultimo periodo stanno razziando le abitazioni del Trevigiano. Quella sul retro era l'unica finestra priva di allarme e una volta entrati, nel tentativo di creare un varco, hanno fatto scattare l'antifurto. È suonato l'allarme, poi anche il cane, il nostro Cocker, ha preso di fatto paura e ha anche lei abbaiato, perché è tutta ieri che è molto agitata e infatti anche molto diffidente, che di fatto non è mai stata molto diffidente, però insomma probabilmente anche lei ha fatto il suo, perché era quella che ieri sera poi quando ci ha visto, ci ha accolto, ci ha anche un po' portato sul luogo dell'effrazione. La fuga dopo aver aperto solamente il cassetto di una camera che si affaccia sul retro, ma niente bottino. Fortunatamente noi non teniamo preziosi, non teniamo soldi perché non c'era assolutamente nulla da rubare, però ovviamente il danno e la paura e la preoccupazione anche che ci ha lasciato, perché questa notte ovviamente abbiamo fatto davvero fatica a dormire. Il sindaco ha sporto denuncia ai carabinieri e si raccomanda con i propri cittadini di prestare particolare attenzione. Ho lanciato un appello ai miei cittadini di stare attenti, perché purtroppo all'imbrunire queste persone girano non solo nel nostro comune, ma ci sono furti insomma in tutta la zona, e di tenere gli scuri chiusi e di avere un occhio in più. Ecco, meglio una telefonata in più ai carabinieri di qualcosa che non funziona che trovarsi magari in situazioni spiacevoli come quella che è toccata a noi.
Andiamo a vedere i dati del Covid. ANSA puntualmente pubblica quotidianamente i dati sul coronavirus. Resta ancora intorno a quota 5.000, precisamente 4.992. Il numero giornaliero di nuovi contagi di Covid in Veneto. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 9. Il totale si aggiorna così a 2.508.064 per quanto riguarda le infezioni dall'inizio della pandemia e 15.981 i decessi da Covid in Veneto. Di Covid tornano a parlare anche i quotidiani nazionali. Questa è la pagina del Corriere della Sera. Coronavirus è solo Omicron, e questa è la notizia, ovvero la variante che più delle altre ha resistito e che compie un anno di variante Omicron. Sempre il Corriere della Sera torna a parlare invece di tutte le altre infezioni respiratorie, come ad esempio quella del virus sinciziale, le bronchioliti, i virus respiratori che peraltro sono virus di stagione, andando a denunciare la carenza di medici di base, soprattutto in questo periodo, e soprattutto di pediatri per i più piccoli. Questi sono alcuni temi su cui insistono oggi i quotidiani nazionali. E per restare a parlare di sanità, è stata inaugurata oggi la nuova farmacia dell'ospedale di Pieve di Sacco. Andiamo nel Padovano. Con l'occasione è stata annunciata una maxi opera di ristrutturazione da 41 milioni di euro. L'ospedale di Pieve di Sacco dà il via ad un'opera di maxi ristrutturazione. La struttura Immacolata Concezione dell'USL 6 Ugane è un punto di riferimento per i residenti della Saccisica e presto ci saranno nuovi importanti investimenti in tecnologie e infrastrutture. A dirlo è stata oggi l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, che in visita all'ospedale ha annunciato il via libera del CIPE, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, la tranche di 20 milioni di euro per finanziare il primo stralcio del progetto di ristrutturazione complessiva del nosocomio. Continua l'investimento con il tavolo operatorio multidisciplinari e anche con i nuovi locali per la farmacia. Questo, ripeto, proprio a testimonianza dell'attenzione rispetto alla rete ospedaliera e dell'investimento continuo, investimento che non è solo in attrezzature, in strutture, ma è anche in personale. Altri 21 milioni sono previsti per il secondo stralcio, per un totale di 41 milioni di euro di lavori. Soddisfatto il direttore generale dell'USL 6 Paolo Fortuna, che spiega come cambierà l'ospedale. Ci sarà un accesso differenziato per quanto riguarda i servizi, in particolar modo le ambulanze, rispetto a quello all'ingresso dei cittadini. Inoltre ci sarà una separazione più netta per quanto riguarda il monoblocco e quindi i ricoveri, cioè le persone che sono ricoverate e che quindi hanno bisogno di cure appunto all'interno di una struttura protetta, che è appunto l'ospedale, rispetto a tutte le attività ambulatoriali o comunque di giornata che saranno concentrate praticamente in un'ala ben precisa. Intanto è stata inaugurata la nuova farmacia ospedaliera. I lavori di ristrutturazione hanno consentito la creazione di 2 magazzini farmaci, 5 uffici e 3 aree per la consegna dei farmaci e il ritiro della merce. Allora, il riferimento alle prime pagine di cui vi abbiamo parlato è quelle qui: Milano, la visita impossibile di un bimbo con febbre a 40, carenza di medici di base in questo momento con i mali di stagione, soprattutto di pediatri, e poi la notizia legata al coronavirus e Omicron, la variante in questo momento prevalente. Vi ricordo quasi 5.000 i nuovi contagi in Veneto. La variante Omicron compie un anno. Torniamo a Palazzo Balbi, siamo in attesa di collegarci, ecco qui è tutto pronto, microfoni posizionati, siamo in attesa di collegarci per seguire in diretta la conferenza stampa con il presidente Luca Zaia e il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. Evidentemente si parlerà di autonomia e l'iter, andremo a raccontarvi quale sarà l'iter ora che è arrivato il ministro in quota Lega, l'iter che subirà il disegno di legge quadro, appunto, che fino ad ora ha parlato di autonomia differenziata. Vedremo di capire come questo cambierà anche sulla base dei tavoli aperti da Calderoli con i diversi presidenti di regione. Andiamo avanti finché non arrivano i 2 ospiti e in qualche modo restiamo in regione per parlarvi di addizionale IRPEF. È l'assessore Calzavara a parlarne. L'ufficialità è arrivata dalla prima commissione del Consiglio regionale del Veneto, ovvero i veneti non pagheranno l'addizionale IRPEF. Sapete che è un tema di cui si è discusso nell'ultimo mese, l'ipotesi di introdurre l'addizionale IRPEF che appunto i veneti non pagano ormai da anni per scelta
scelta della Regione del Veneto. Ecco, sta arrivando, vedo nel preview, chiedo alla regia di collegarsi con Palazzo Balbi. Zaia, Calderoli sono arrivati, allora ascoltiamo la diretta. Eccoci qua, intanto un benvenuto al Ministro Calderoli, da oggi ribattezzato Ministro dell'Autonomia, perché noi amiamo ricordare questo Ministero come il Ministero dell'Autonomia, quindi Ministro dell'Autonomia. Ci scusiamo per il breve ritardo nell'essere qui, ma insomma abbiamo approfondito, poi abbiamo anche incontrato la delegazione trattante rispetto a quello che è il grande tema, no? Cioè, noi amiamo dire il Ministro gran madre di tutte le battaglie, gandhiana, perché noi siamo pacifisti, io ho fatto addirittura l'obiettore di coscienza, però è pur vero che questa Regione si aspetta fino in fondo che quello che diceva Einaudi, no? Che diceva ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta, diventi realtà, perché dal 1948, da quel 1° gennaio, con l'approvazione della Costituzione repubblicana, che i padri costituenti disegnavano, pensavano a un paese autenticamente federalista, poi di fatto è anche un po' di diritto, è accaduto che la gestione è stata assolutamente centralista. Noi abbiamo fatto, Ministro, come tu sai, questo referendum che ci è stato approvato dalla Corte Costituzionale, ricordo a tutti, è stato approvato dalla Corte Costituzionale perché l'allora governo Renzi impugnò il nostro referendum nel giugno 2014, dopo un anno di battaglie la Corte ha dato ragione a noi. È giusto che i veneti siano chiamati a referendum per esprimersi su un quesito che parlava di autonomia di fatto. Ecco, da quel giugno siamo passati alla sentenza della Corte e poi convocare il 22 ottobre del 2017 il referendum. 2.328.000 veneti sono andati a referendum, quasi il 60% dei veneti, e ovviamente il 98,9% ha votato sì. Sì per l'autonomia. Quindi questa non è una richiesta politica di un'amministrazione, ma è una richiesta di un popolo su basi democratiche. Io, Ministro, ho incrociato 5 governi dopo il referendum. Ho incrociato il governo Gentiloni, con il quale abbiamo intrapreso una prima fase di lavoro e su mia proposta si diede vita. Lo dico perché su mia proposta. Io proposi la famosa preintesa perché dissi ma cerchiamo quantomeno di firmare qualcosa prima che se ne vadano a casa. Si fermò questa preintesa che è la risposta ai tanti quesiti, a volte, lasciatemelo dire, anche inutili, che vengono fatti perennemente dicendo ma se avessero chiesto più quesiti, affermazioni, meno materie avrebbero l'autonomia. Se avessero letto le carte non farebbero neanche queste dichiarazioni, perché la preintesa prevedeva già un plafond di 3 o 5 materie, se non ricordo male, e poi nel proseguio avere le altre. Quindi evitate di farmi perdere tempo con queste dichiarazioni. Dopodiché siamo passati al Conte 1, lì abbiamo perso un sacco di tempo perché siamo stati letteralmente presi in giro, perché abbiamo visto lo stesso Presidente del Consiglio che in una fase dichiarava che a febbraio faremo l'autonomia, lo dichiarava a dicembre, 2 mesi prima. Arrivato a febbraio ci siamo ritrovati con dichiarazioni nelle quali stavo parlando del 2018, febbraio 2018, febbraio 2019, le dichiarazioni che dicevano dovremmo rivedere tutto perché bisogna vedere bene i conti, eccetera. Conte 2 non ne parliamo, governo Draghi idem, perché poi io guardo i fatti, di fatti non ne abbiamo. Ringrazio il Ministro Calderoli, non perché c'è un rapporto di stima e di amicizia, ma perché oggettivamente come istituzione io mi trovo davanti a un governo che dopo 30 quanti giorni? 43 giorni, e sono sempre pochissimi, è l'unico governo che mi fa trovare un Ministro dell'Autonomia che già ha in mano una bozza di legge di attuazione. Ma soprattutto trovo in una manovra l'articolo 144 che finalmente mette ordine nel disordine. Sarà un segnale anche primordiale, ma c'è, che è quello dei LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, perché l'articolo 144 stabilisce che si debbono fare entro 12 mesi, altrimenti interviene il commissario, c'è una cabina di regia, eccetera. Allora, noi, Ministro, non siamo per le sperequazioni. Siamo convinti di essere legati a doppio filo con gli altri colleghi delle altre regioni. Non siamo quelli della secessione dei ricchi. Abbiamo ben chiaro che il Paese cresce se cresce tutto assieme, sprofonda se sprofonda tutto assieme. Siamo in questa fase però adesso, nello sprofondamento tutti assieme. L'autonomia è una visione di modernità. L'autonomia qualcuno
a qualcuno dà l'orticaria questa parola, se gli dici federalismo, addirittura qualcuno, anche addetti ai lavori, questo è preoccupante, mi dice, beh allora sì, è la stessa roba. Cioè il processo federalista, noi lo chiamiamo autonomia in questa fase, ma è l'autonomia data dalla devoluzione di competenze. Non vogliamo togliere niente a nessuno, è imbarazzante a volte sentir dire, soprattutto anche da colleghi, che togliamo qualcosa a qualcuno. Noi chiediamo semplicemente che la competenza, una di quelle 23 materie che ci dai, ci venga trasferita con le risorse che tu, Stato, dedichi alla mia regione. Quindi non togliamo niente a nessuno. Se poi l'obiettivo di qualcuno è l'equa divisione del malessere, non ci stiamo. Se l'obiettivo è l'equa divisione del malessere, non ci stiamo. Perché noi non ci facciamo trascinare giù da chi è convinto che mal comune sia mezzo gaudio. Noi invece pensiamo che l'autonomia sia la vera assunzione di responsabilità, sia un nuovo corso per questo Paese, e io penso che anche il governo Meloni abbia una pagina intonsa di storia che può scrivere, perché la vera riforma, la riforma delle riforme, dopo quella del 1 gennaio del 1948, cioè la legge costituzionale, la Costituzione repubblicana, sia assolutamente quella della riforma federalista di questo Paese. Ne ho parlato con il Presidente del Consiglio, con la quale mi lega un ottimo rapporto, conferma la volontà, peraltro scritta anche sui programmi di questo Governo. Spero che in ugual misura il Parlamento e i colleghi, anche a livello nazionale, anche di diverso colore politico, che non condividono questa nostra sfida e progetto nazionale di governo, abbiano quantomeno, la lucidità e anche, la disponibilità a ragionare su qualcosa che fa bene a tutti. Tutto qua. Io, Ministro, veramente ringrazio di cuore per la tempestività, non solo di questa visita, dell'operatività dimostrata. Abbiamo già fatto molte riunioni con il Ministro, alcune le avete viste pubbliche, altre sono confronti quotidiani. Se non ce la facciamo stavolta con questo Ministro non ce la facciamo più. Perché il Ministro Calderoli è il Ministro della devoluzione, il Ministro della sburocratizzazione, è il Ministro che è un addetto ai lavori, se speciale, pur essendo lui medico, se maxillofacciale, no? Ma chirurgo maxillofacciale, ha detto adesso rifaccio la fisionomia al Paese, non più alle persone. E quindi ci sono tutti i presupposti, perché poi è un lavoro di organizzazione e di visione. Ed c'è da capire se questo Paese ha visione ancora rispetto al futuro e quindi la modernità, o seppure si pensa che sto andazzo da Gattopardo ci possa portare da qualche parte. Nel Tommaso di Lampedusa il Gattopardo alla fine fa brutta fine, perché là imbalsamato si disgrega, come la storia di quella famiglia. Grazie. Prego. Buongiorno a tutti, grazie al Presidente Zaia, grazie a voi di essere presente. A seconda che si consideri il giorno del giuramento, il 20 di ottobre, oppure il 22, il giorno dell'insediamento che ha visto il primo governo Meloni, che è coinciso proprio col 22 ottobre, quindi era il compleanno del vostro referendum. Io da quel momento ho iniziato ad avere interlocuzioni con tutti i soggetti istituzionali. Ho visto dal sindaco di Pantelleria a quello di Lampedusa, agli sindaci delle aree marginali, a quelle della montagna, consiglieri provinciali, presidenti di provincia, consiglieri regionali, governatori, presidenti di regioni, proprio perché dal confronto e dalla conoscenza dei problemi che ciascun livello istituzionale ha si possono trovare delle soluzioni. Ho voluto essere qui quest'oggi come prima delle visite nelle varie regioni proprio in Veneto, su invito del Presidente Zaia, ma perché per me simbolicamente è estremamente importante. Per me Veneto vuol dire autonomia. Io, come sapete tutti, sono stato anche segretario della Lega Lombardo, ho sempre guardato con invidia la Lega Veneta che era nata prima di noi, e soprattutto ho sempre invidiato, anche se come bergamasco sono lombardo-veneto anch'io di origini, il fatto che voi avete un senso identitario di popolo che in Lombardia, per esempio, noi non abbiamo. Se voi parlate in Veneto, tranne pochissime aree, vi capite fra di voi. Se io col bergamasco vado a Milano, pensano che sia arrivato un tedesco, e quindi questo legame di lingua noi purtroppo non l'abbiamo. E quindi mi è sembrato giusto
partire da questa regione. So già che nasceranno delle polemiche da parte di altri, io sono pronto ad andare dall'amico De Luca, in Calabria, in Puglia, da qualunque altro, in qualunque posto mi invitino, io sono pronto ad andare a portare le mie idee e a fare un confronto che ci ha visto telefonicamente praticamente collegati almeno un paio di volte al giorno con Luca, così come con gli altri governatori, una convivenza quasi perpetua in questo periodo in conferenza delle regioni, e mi consente di dire con dispiacere, avrei voluto dire passo più tempo con i governatori, con i sindaci, i presidenti della provincia che con la mia famiglia. Su 43 giorni ho fatto i conti che ho visto la mia famiglia 12 ore, quindi è un'occasione per chiedere scusa anche alla mia famiglia, ma o si fa viaggiare il motore a pieno regime oppure l'autonomia, mi spiace, ma non può arrivare. Oggi ho portato in dote, dovevo correggere il Presidente Zaia, ci hanno retrocessi di un articolo, è diventato il 143. Adesso, un articolo della legge di stabilità che per me non è il portare a casa l'autonomia, ma creare per la prima volta in una legge che ragionevolmente dovrebbe diventare legge entro la fine dell'anno e quindi operativa dal 1 gennaio 2023, il presupposto per poter creare l'autonomia. Ci chiedono, perché la Costituzione lo dice alla lettera M, che lo Stato deve definire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Io ho sempre avuto anche il dubbio che qualcuno, nella mancata definizione di questi livelli, oppure strumentalmente venissero usati per non fare un passo in avanti su quel cammino di autonomia. Oggi sono convinto che la definizione di quei livelli di prestazioni sia necessario, perché nel momento in cui io do una competenza, una materia a una regione, non stiamo parlando solo del Veneto ma potenzialmente di tutte le regioni d'Italia, è giusto garantire che quei livelli essenziali debbano essere garantiti anche in quella regione. E se ancora nessuno li ha definiti, è evidente che io posso spostare la materia, ma non ho la certezza che ai cittadini di quella regione poi vengano mantenuti quei diritti civili e sociali. Per la prima volta, e devo dire, visto che la Costituzione è del 2001, sono passati 21 e stiamo andando verso i 22 anni, noi facciamo la scommessa di andare a definire i livelli essenziali delle prestazioni, i costi e i fabbisogni standard, per andare avanti. Condizione che mi è stata richiesta, sì, la condizione di avere una legge di attuazione, quindi che definisce tutto il percorso prima del passaggio parlamentare, il momento della preintesa, il parere sulla preintesa, come l'intesa debba essere poi votata, affiancata da una commissione paritetica per gli aspetti anche finanziari, perché non c'è solo un trasferimento di materia, ovviamente i beni economici, strumentali, umani devono seguire il trasferimento di quelle competenze. Quindi ho cercato di usare tutte le cautele del caso perché nessuno potesse sollevare una eccezione, e quel progetto di legge avrà un cammino parallelo a quella cabina di regia che definirà i LEP. I LEP devono essere definiti nell'arco di un anno. Io penso che ragionevolmente la legge d'attuazione possa essere approvata entro la fine del 2023 e quindi al gennaio 2024 potremo dire si fanno i trasferimenti e vengono sottoposte al voto del Parlamento le intese. C'è un anno da aspettare, sì, ma è un anno in cui si sta lavorando per creare i presupposti per poterlo fare. Chiederanno ulteriori interventi? Sicuramente sì, mi vengono a chiedere che venga effettuato un intervento perequativo rispetto agli squilibri che ci sono all'interno del Paese. Con il collega Fitto abbiamo affrontato anche questo argomento, abbiamo verificato che c'è stato un mancato utilizzo da parte di certe zone del Paese dei fondi di coesione e sviluppo dal 2014 al 2020, che per forse più del 50% non sono stati utilizzati,
e quindi il creare un fondo con riutilizzo di quelle risorse e insieme a quelli della nuova programmazione fare degli interventi di perequazione, ma non più come erano stati inquadrati un tempo, dove le risorse non venivano utilizzate o venivano trasformate poi in spesa corrente, che avrebbe poi rischiato di promuovere politiche clientelari e di voto. Questa volta quei fondi verranno utilizzati per la realizzazione delle opere, dopodiché nessuno potrà avere alcunché più da dire. Mi richiamo e chiudo a quello che ha detto Luca rispetto alle varie velocità in cui si va in questo Paese. Io non credo che si possa dire che l'Italia è divisa in due. Rispetto alle velocità tenute delle varie regioni, l'Italia è divisa in 4 o 5. E questa legge, l'autonomia, è il tentativo di far accelerare quelli che vanno più lenti e cercare di fare andare ancora più forti quelli che già lo fanno quest'oggi. Quello che non potrò mai accettare, e veramente l'ho detto anche nei giorni scorsi, cambio mestiere, è di pensare che per riallineare il Paese qualcuno possa pretendere di rallentare chi va più forte quest'oggi. O decidono di accelerare oppure qualcuno accelererà, ma si creeranno ancora più squilibri all'interno del Paese. Fino ad oggi nessuno può dire che è colpa dell'autonomia questa divisione, queste varie velocità, perché il Paese è sempre stato centralista. Se è quello è il risultato del centralismo, proviamolo attraverso l'autonomia o meglio il federalismo. Grazie. Se ci sono domande per il Ministro, prego. Se vi presentate, per favore. Buongiorno, Filippo Rosato dei quotidiani Cevi. Buongiorno signor Ministro, Presidente. Allora, la sensazione è che nell'affidare in questo incarico ministeriale la Lega si sia giocata al ciolle. Non a caso il Presidente Zaia diceva: se non ce la fa il Ministro Calderoli non ce la facciamo più. La domanda è questa. In relazione alle materie, al numero delle materie, secondo lei quale sarebbe la procedura più realistica, la procedura più efficace di procedere? Su questo mi pare ci sono forse delle distinzioni anche tra i presidenti di regione favorevoli alla riforma autonomista. L'altra domanda, se mi è permesso, per il Presidente Zaia. Mi ha colpito, non so se lei ha avuto la stessa sensazione, mi ha colpito un po' il cambio di atteggiamento del presidente emiliano Bonaccini, che adesso è in corsa per la segreteria nazionale del PD. Le dico questo perché in passato, soprattutto quando era presidente della conferenza delle regioni, mi sembrava ci fosse una certa sintonia pragmatica tra voi. Lei l'ha anche invitato qui in una circostanza. Adesso lui dice: sgombriamo il terreno della riforma autonomista dalla questione della scuola, sgombriamo il terreno dalla questione del gettito tributario, altrimenti non si va da nessuna parte, rimpiango la bozza d'intesa di Boccia. Ecco, volevo una sua valutazione, grazie. Posso rubare un pezzo della risposta? Anche 3/4. Perché proprio vedendo le dichiarazioni del neocandidato a segretario del PD Bonaccini ho avuto il dubbio di aver avuto un ictus o qualcosa, un inizio di Alzheimer, e allora sono andato a vedermi le foto del 2018 quando c'era con Bressa non solo Zaia ma anche il presidente Bonaccini che sottoscriveva una preintesa, e che preintesa, e aveva lo stesso numero e qualità, mi sembra, di materie, però non ero presente. Il perché ci sia un cambiamento di atteggiamento la risposta se l'è dato da solo quando ha detto è il candidato segretario del PD. Però devo confermarle invece che c'è il presidente Gianni, che è del PD, non corre come segretario, che ha un entusiasmo rispetto, e qui mi ricollego alla sua domanda, su due specifiche materie, e lei mi chiede quale sia il numero, la qualità di queste materie. Quando uno parla di autonomia differenziata è proprio per sottolineare la diversità e la esigenza diversa da regione e regione.
io ho messo nella mia legge che con uno o più intese che possono contenere una o più materie vengono proposte per il parere prima e per il voto poi all'esame del Parlamento. Le dico una mia idea, ma questo spetterà poi come richiesta alle singole regioni. Io preferirei considerare la proposta per singola materia in modo che il Parlamento voti quella singola materia e l'intesa per il trasferimento della stessa, perché mettendone di più di una all'interno della stessa intesa potrebbe esserci un voto contrario del Parlamento per una materia che so su 5, mentre invece sulle altre 4 sarebbero d'accordo. Quindi per una più corretta espressione del Parlamento io prevederei quello, oppure un insieme di materie che abbiano una loro caratteristica di omogeneità, però sarà le regioni che mi faranno la richiesta e il Parlamento poi esprimersi. Spiegato? Vuol dire che non è vietato chiedere 23 intese e chiedere che vengano approvate tutte lo stesso giorno. Loro sai cosa scrivono domani? Un'intesa, una materia, fine. E no, a parte questa battuta, ma per il resto io continuo a avere stima per Stefano Bonaccini, figuratevi. Mi rendo anche conto che adesso è in una fase, diciamo, di campagna politica all'interno del suo partito e mi fermo qui, cioè con lui abbiamo fatto un percorso che è assolutamente rispettoso della legge e della Costituzione. I temi della perequazione, i temi della sussidiarietà, della solidarietà a livello nazionale ce li abbiamo tutti nelle nostre corde, cioè non è un'operazione da banda Bassotti sta qui, cioè, stiamo parlando di Costituzione, stiamo parlando di sentenze della Corte Costituzionale, stiamo parlando di un percorso che è assolutamente legale, cioè noi dobbiamo dire in maniera ossessiva ai cittadini che stiamo parlando di un progetto non nato nel sottoscala di un partito, ma è nella Carta Costituzionale di questo Paese, perché si è tentato molte volte di far passare l'idea che è una roba così uma, cioè lo sanno in pochi, poi ci sarà la sorpresa. Ecco, vuol dire prendere in giro i cittadini. Altro? Andrea Rossini, Regione Veneto, per il Ministro Calderoli. I livelli essenziali di prestazione andranno definiti sulla base di standard qualitativi oppure sulla base di criteri oggettivi come la spesa storica? Qual è l'idea del Ministro? No, non bisogna mischiare le mele con le pere. Cioè i livelli essenziali delle prestazioni non c'entrano con i costi e i fabbisogni standard che hanno una standardizzazione per definizione. Da una parte ci sono i livelli e poi c'è il calcolo del costo e del fabbisogno standard, ma quando si iniziano a mischiare i contenuti con le risorse è qualcosa che non funziona. Oggi noi abbiamo una base di partenza che è la spesa storica. Io mi auguro che entro l'anno si definiscono i costi e i fabbisogni standard, a una condizione però, l'ho già detto anche ai colleghi di Luca. Guardate che poi quando si definiscono i costi e i fabbisogni standard, poi li si applica sia che convenga e non che non convenga, perché purtroppo tutti manifestano una contrarietà rispetto all'utilizzo della spesa storica, poi sui pochi esempi di costi e fabbisogni standard, quando li si ricava, ah no, ma non mi conviene, no, me li hai chiesti tu. Allora o si usa la spesa storica, cosa che alcune regioni hanno detto transitoriamente potrebbe essere utilizzato come criterio di partenza, perché se io prendo una funzione e lo Stato spendeva 100 per fare quella funzione, 100 prende la regione, poi toccherà alla regione dimostrare che meglio utilizza quei 100 euro e quindi se ne spende 90 ne avrà 10 e decider lei che cosa farne, o ulteriori servizi o riduzione della pressione fiscale. Ma io credo che oltre quei 100 che è la spesa storica che trasferisco, il fatto di avere la competenza esclusiva su quella materia dia a quella regione delle potenzialità per cui quei 100 possono arrivare a 200 senza che vengano trasferiti dallo Stato, ma perché spingo un'attività che fino ad oggi invece era stata bloccata. Però partiamo dal dato di base, tentiamo di calcolare i costi e i fabbisogni standard. Se non ce la faccio nell'arco di un anno, ma ho definito i livelli essenziali che sono la garanzia
che i diritti civili e sociali siano garantiti su quel territorio nazionale e quindi anche in quella regione, e poi dopo partiamo. Buongiorno, Aldo Manzanne, Gazzettino. Ministro, prima una specificazione. Quando lei dice preferirei considerare la proposta per singole materie, significa che il Veneto, se mantenesse la richiesta di 23, firmerebbe 23 intese? Io credo che il Veneto avrà l'autonomia di chiederne una da 23 o 23 da singola materia, e come ha specificato il Presidente Zaia, lo stesso giorno può presentare la proposta, 23 proposte di 23 materie. Benissimo. Invece poi volevo chiederle, visto che si è differenziato il percorso, lo diceva lei prima, quindi abbiamo questo articolo declassato al 143 della legge di stabilità, la sua proposta di legge di attuazione e un percorso che lei vorrebbe fosse parallelo, può spiegare per chi poi ci leggerà, per chi seguirà, quale sarà esattamente l'iter? Cioè, approvazione della legge di stabilità, cabina di regia, cosa succede se la cabina di regia non fa niente, chi ne farà parte, eccetera. Se può farci una sintesi del percorso da qui a gennaio 2024. Volentieri, io lo faccio sia rispetto alla legge di attuazione sia rispetto all'articolo 143. Allora, la legge, io ho predisposto una bozza di lavoro che ricalcava sostanzialmente, non dico in maniera identica ma quasi, la proposta della Gelmini, che non era stata mai formalizzata, ma nessuno disse che voleva spaccare il Paese. La stessa cosa quando la propongo io come bozza di lavoro, oddio, Calderoli vuole dividere il Paese. Quella provocazione nel mettere sul tavolo un testo ha consentito di aprire un dibattito. Qui hanno partecipato tutti i governatori e i vari funzionari che si sono dedicati a questa materia. Io sto praticamente riscrivendo completamente la legge dall'inizio, si interseca perfettamente con quello che è l'articolo 143. Io avevo detto che con mio cronoprogramma avrei portato prima di Natale in Consiglio dei Ministri la proposta di legge di attuazione e che ragionevolmente nell'arco di 10 mesi la stessa potesse essere approvata da parte del Parlamento. Legge d'attuazione. Articolo 143 istituisce una cabina di regia presieduta dal Presidente del Consiglio, ovvero da me come Ministro delegato, dal Ministro dell'Economia, dal Ministro Fitto che ci cura gli aspetti della coesione, della perequazione, il Ministro delle riforme Casellati e tutti i vari ministri competenti per materia e il MEF ovviamente, senza del quale non potremmo andare da nessuna parte. Noi abbiamo diviso la nostra funzione di cabina di regia in 2 semestri, il primo un semestre ricognitivo dove verranno individuate tutte quelle che sono le funzioni legislative e amministrative dello Stato e le funzioni legislative e amministrative delle regioni, perché a tutt'oggi credo nessuno sappia di preciso che cosa fa lo Stato, che cosa fa le regioni e nel campo delle materie concorrenti quali siano i principi fondamentali che le leggi regionali dovrebbero rispettare e se gli stessi esistono o meno. Individuato chi fa che cosa, si prendono le varie materie che possono essere oggetto di trasferimento e si valuta quali, se sì, se poche o tutte, abbiano un riferimento con dei diritti civili e sociali e alla luce di quello si fa un primo elenco dei livelli essenziali delle prestazioni. Questo supportati oltre che dalla parte politica e tecnica amministrativa anche dalla conferenza tecnica per i fabbisogni standard, che è una struttura già articolata dai tempi del federalismo fiscale, dall'Istat, dal Cinsedo che è l'organo tecnico della conferenza delle regioni e SOSE che è un'altra società che ci serve per l'elaborazione dei dati.
Con il loro supporto dalla definizione dei livelli essenziali di prestazione discenderanno i costi e i fabbisogni standard. Alla fine di questi 12 mesi dovrebbero esserci uno o più decreti DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri che definiranno i LEP, i costi e i fabbisogni standard. Abbiamo messo come norma di chiusura che se entro 12 mesi la cabina non realizzasse questo obiettivo venga nominato un commissario che procede al completamento del lavoro. Questo lo deciderà quando verrà nominato il commissario, perché se la cabina di regia avrà fatto 2/3 del percorso i tempi saranno di un certo tipo, se la cabina di regia non ha fatto alcunché allora il tempo sarà diverso, però credo che sia giusto nell'atto di nomina definire anche la durata dell'incarico, e le dico già perché me lo chiede dopo, senza oneri a carico dello Stato, quindi non prenderà nulla. Approfitto per un'altra domanda, Ministro. Una delle obiezioni che vengono formulate è il fatto che poi l'intesa non sarebbe sottoposta all'esame del Parlamento. Le regioni che chiedono l'autonomia dicono ma se è un'intesa tra le parti perché poi dovrebbe passare l'esame del Parlamento? Se lo firmano il Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro delegato e la regione interessata. Il passaggio in Parlamento riguarderebbe con la sua proposta solo la legge di attuazione e poi l'approvazione dell'intesa o anche altro? Governo e regioni sottoscrivono una preintesa che viene inviata alla Commissione degli Affari Regionali, che è una bicamerale, che esprimerà un parere che verrà inviato al Governo. Sulla base del recepimento di quel parere ovviamente si dovrà sentire la regione interessata, perché se questo dovesse modificare i contenuti dell'intesa vi è bisogno di un via libera da parte della regione. Una volta sottoscritta l'intesa viene inviata per l'esame al Parlamento. Io non voglio entrare nella autonomia regolamentare delle due Camere, per cui io invio l'intesa per l'esame in Parlamento e il requisito che devo imporre è il voto a maggioranza assoluta, perché questo è previsto dalla Costituzione. L'unico esempio di intese che noi abbiamo nella Costituzione sono le intese con le confessioni religiose, che oggi hanno un voto dell'approvazione o meno dell'intesa senza la possibilità emendativa dei contenuti dell'intesa stessa. Però io non voglio sostituirmi al Parlamento, io la mando e poi la esamineranno come ritengono. Quindi potrebbero modificarla? Scusi? Potrebbero modificarla? No, io le dico quello che è accaduto fino ad oggi, ma io ho scritto per 20 anni i regolamenti del Senato, però li scrivo, poi se sarà un Presidente che li applica. Buongiorno, Silvia Mariotto del Corriere del Veneto. Sono di ieri ma anche dei giorni scorsi le dichiarazioni del Presidente della Campania, che anche lei ha citato prima, ma ieri incredibilmente c'è stato qualcosa che forse può sembrare una sorta di apertura al Presidente Zaia, che è proprio stato citato da De Luca, cioè troviamo un'intesa sulla sburocratizzazione invece di andare avanti con l'autonomia. La bozza è evidente che non vi piace, troviamo un altro modo per dialogare e per assegnare le competenze. Ecco, a fronte di questo muro che arriva dai governatori del Sud, mi chiedo come Ministro intende cercare di aprire il dialogo. E poi volevo capire meglio la questione del fondo di cui lei aveva parlato prima, e se sarà un fondo con degli stanziamenti per andare ad adeguare i LEP e quindi per riempire questo capitolo di bilancio. Grazie. Allora, ripeto, le pere e le mele non le si possono mettere insieme. Lo riferisco al Presidente De Luca. Uno non può dirmi dobbiamo andare a lavorare e lui risponde andiamo in montagna in vacanza, perché la sburocratizzazione di cui mi sono anche occupato in passato con l'autonomia differenziata non c'entra assolutamente niente. Però i tentativi di buttare la palla in tribuna non è che sempre
riescono, perché noi di raccattapalle che vanno a riprenderci il pallone penso di averne. La perequazione, che sia strutturale o meno, col finanziamento dei LEP non c'entra assolutamente nulla. Se oggi c'è una sperequazione, cerchiamo di ridurla e le risorse per farlo ci sono, poi dopo ci sarà il capitolo dei LEP e dei costi e dei fabbisogni, perché vorrei augurarmi, ma questo lo dico sinceramente, che noi abbiamo una Costituzione applicata e non solo scritta sulla carta. Prima Luca ricordava che quella è una Costituzione del 2001, approvata da una maggioranza di centro-sinistra, sottoposta a un voto del referendario per cui è stata approvata. Non è che puoi tenere buona solo la parte che ti fa comodo e il resto non attuarla. Però tutto quello che viene sollevato quest'oggi è una fotografia di un paese in cui qualcuno probabilmente pensa che i diritti civili e sociali siano diversi da una parte all'altra del paese. Ne prendiamo atto, ma questo è l'esito del centralismo, non dell'autonomia che ancora deve arrivare. Volevo dire una roba rispetto da nord. Parliamo di diritti civili e sociali. Noi abbiamo, Ministro, 90.000 bambini 0-6 anni che non hanno la possibilità di avere una scuola pubblica in Veneto, cioè non hanno l'edificio, non hanno gli insegnanti. Lo Stato risparmia più o meno 200 milioni di euro all'anno qui. Noi dobbiamo far fronte a queste che sono le scuole paritarie, quindi famiglie e clero e pubblico, noi ci mettiamo 32 milioni come regione, per fare in modo che questi bimbi trovino una scuola privata, quindi gli asili delle suore, gli asili religiosi, che li accolga. Quindi lo Stato risparmia e noi comunque dobbiamo oblare. Vi faccio un esempio, ma non è polemico. Il costo medio a studente in Calabria è di 5.200 euro, in Veneto è di 3.600 euro all'anno. Allora, nel momento in cui andremo a definire il LEP, perché prima il Ministro ha detto una cosa secondo me importantissima, li applichiamo. Cioè vuol dire che il diritto civile e sociale è garantire che tutti gli studenti da campione d'Italia a Canicattì abbiano gli stessi servizi, la stessa qualità dei servizi, la stessa formazione. Ma a quel punto, capite, il LEP ci dirà se è fuori scala il 3,6 o se è fuori scala il 5,2. Magari sono fuori scala tutti e due perché il diritto civile garantito è 10.000 euro a studente. Questo è il ragionamento, ma non è sempre vero che conta la latitudine per essere sperequati, perché io vi faccio l'esempio perché tutti parlano di scuola, noi abbiamo 90.000 bimbi dei quali non si occupa nessuno, o meglio, il Paese non si sta occupando di 90.000 bimbi veneti che dal 1800, per tutta una serie di tradizioni identitarie, sono seguiti dalle scuole paritarie, e che non è il concetto della scuola paritaria, la scuola dei ricchi, no, qui ci vanno tutti. Fra l'altro forse è più attenta come scuola a quelli che non ce la fanno, perché poi le rette alla fine, se non riescono a pagarle con il giro delle parrocchie, si riescono, diciamo, a sistemare. A questo vuol dire perequare. Quindi finiamola questa idea che bisogna avere una certa latitudine in giù per essere da perequare. La perequazione, quando vedremo il LEP capiremo dove dovrà essere fatta. Però io, Ministro, chiedo una cosa, che stabiliti il LEP, tanto si faranno altri provvedimenti legislativi per definirli, si scriva in qualsiasi provvedimento che una volta definiti si applicano, perché anch'io sono convinto che poi quando qualcuno li vedrà si rifiuterà di applicarli. Credo che sia fondamentale anche per le regioni, per poter assumere delle decisioni, avere la conoscenza di quello su cui vanno a decidere, e quindi la conoscenza dei LEP è una condizione per far chiedere una determinata materia o funzione, o meglio per non chiederla, e temo che per molti sarà così. Altre domande? Sì, io da Commissione Vincenza volevo chiedere al Ministro, anche agganciandomi a quello che chiedeva e sottolineava adesso il Presidente Zaia, per esempio sulla questione delle scuole materne.
La cabina di regia è chiamata a fare un salto rivoluzionario, a fare la rivoluzione copernicana in Italia, perché da tantissimi anni si parla di questo ed è una sfida. Quali indicazioni darà concrete a questo gruppo di lavoro e quali priorità dovrà avere questo gruppo di lavoro, magari anche in termini di materie? Può darci qualche indicazione un po' più concreta in questo termine? Grazie. Io vorrei poterle dare una risposta, ma l'omniscienza non mi appartiene, e la richiesta che accanto a tutte quelle figure base che ho detto all'interno della cabina di regia vi sia la presenza del singolo ministro e dell'amministrazione che lui stesso rappresenta, per poter andare a conoscere quelli che sono i contenuti di quella funzione e di quella materia. Faccio un esempio: l'alimentazione, che sembrerebbe essere una materia non particolarmente complessa, quanti ministri implica? Quello dell'agricoltura, quello della salute, quello delle attività produttive, non lo so, ma di ciascuna di queste materie io voglio proprio spaccare il capello. Sulla base di quello che uscirà da questa spaccatura, la Regione potrà dire: quella parte dell'alimentazione, la cito perché non credo che sia argomento di scontro, può interessare alla Regione Puglia e non alla Regione Veneto, oppure viceversa, ma magari solo una parte di quella termine alimentazione che dice tutto, ma può anche dire una serie di cose che messe tutte insieme determinano la materia dell'alimentazione. Cioè la materia è una cosa, la funzione, o meglio le funzioni, possono essere tante e diverse su cui scegliere, perché la Costituzione dice forme e condizioni particolari di autonomia concernenti, non ti sta dicendo né che è solo un pezzo né che è tutta, e quindi ci sarà la possibilità di andare a scegliere quello che più si aggrada alla Regione per quello che la Regione stessa è in grado di dare. Poi volevo chiedere se posso aggiungere un'altra domanda per il Presidente, è un altro argomento. In questi giorni lei si è espresso più volte su temi molto delicati, ha parlato di temi etici, fine vita. In Veneto il caso Geller sta facendo molto discutere. Che è vostro bassanese? Peraltro bassanese, appunto le chiedevo, secondo lei è arrivato il momento di una svolta coraggiosa per cambiare anche la norma italiana? E magari, anche se il Ministro su questo vuole aggiungere qualcosa, mi farebbe piacere, grazie. Ma guarda, io l'ho detto e ridetto, ho scritto anche in molte occasioni, cioè non è una convinzione che ho maturato negli ultimi mesi, ma da molti anni lo sto dicendo. Le istituzioni devono garantire il massimo delle cure, il massimo del supporto psicologico, il massimo del supporto economico, dopodiché la storia di Stefano Geller è eclatante. Stefano ama la vita, ha 50 anni, è in carrozzina con un respiratore dall'età di 15 anni per una malattia genetica che ha colpito anche sua sorella, che ha colpito anche sua madre, che ha colpito anche sua nonna, quindi di linea materna. Stefano ama la vita, però dice, peraltro in linea con i dettami della sentenza della Corte Costituzionale del 2019, dice: arrivato, se dovessi mai arrivare a quel punto di cure ormai che non hanno più efficacia, una situazione irreversibile e drammatica, dove non riesco più a venirne fuori, vorrei avere la possibilità di decidere. Tanto è vero che il nostro comitato etico dell'ULSS 7 ha dato l'autorizzazione al suicidio assistito, ma non è che uno dice: bene, farmi firmare le carte e devo premere il pulsante, perché tale è l'operazione, c'è proprio un aggeggio con tutta una serie di... E Stefano ama la vita, cioè, Stefano, io quando sono andato a trovarlo, peraltro ve lo dico, quel giorno mi ha fatto vedere la sua auto con la quale lo trasportano, perché lui non guida, neanche con gli ausili non riesce a muoversi, e ho visto l'auto, è distrutta, mi fa: guarda, costa una trentina di mila euro, me ne mancano 16.000. Appena uscito di casa ho detto: dobbiamo dare una mano a Stefano, a parte il fatto che ho chiamato subito la concessionaria e gli ho fatto fare uno sconto di 2.000 euro al volo. Poi ho trovato, magari si incazzerà come dice Crozza, però è giusto che lo dica, insomma, siamo vicini a Natale, siccome è anche filantropo e aiuta spesso nell'anonimato, io posso garantire anche in maniera molto importante, perché ogni tanto mi dice i poveri, mi chiama eccetera,
E ho chiamato Paolo Fassa e Stefano, stamattina l'ho anche sentito, gli abbiamo fatto una sorpresa, Fassa ha versato 16.000 euro e quindi 16.000 euro ce li ha in conto corrente, penso sono già partiti, penso nel 24-48 ore. Stefano era felicissimo e ha già l'auto a casa, cioè gliel'abbiamo fatta pagare e gliel'abbiamo rimborsata a posteriori, quindi lui ha avuto anche, come si può dire, se l'è pagata, ma alla fine ha avuto la sorpresa che si ritrova. E quindi volevo ringraziare il dottor Fassa perché ha risposto subito di sì e quindi, come si può dire, abbiamo fatto un'opera di bene, abbiamo aiutato un ragazzo, un signore, una famiglia che aveva veramente bisogno, cioè tornerò a trovarlo, Stefano. Prego. Fois Media Nord-Est. Volevo chiedere al Ministro Calderoli quanto pensa possa influenzare la timeline che ci ha appena illustrato la seconda però grande riforma che è stata lanciata dal governo, cioè quella del presidenzialismo, perché fino a qualche giorno fa degli illustri esponenti di Fratelli d'Italia hanno detto che i due progetti devono correre paralleli e il presidenzialismo è ancora sostanzialmente foglio bianco. Guardi, io sono un presidenzialista convinto e nell'anno 2012 era stato approvato in Senato un testo che prevedeva il presidenzialismo. Io ho avuto un vertice con il Presidente Meloni, con il Ministro Fitto, il Ministro Lollobrigida, il Vice Premier Salvini e il Vice Premier Tajani, dove si è detto sì all'autonomia, sì al presidenzialismo e si è individuato, fra l'altro, non so se poi sarà questa la strada che verrà seguita dal Ministro per le riforme, la strada di partire dalla elezione diretta del Presidente, proposta che avevo depositato anche nella passata legislatura, che ho trasmesso a tutti coloro che avevano partecipato a quella riunione e io avevo anticipato e ribadito anche in quell'occasione che se loro vogliono partire col presidenzialismo avranno da parte mia tutto il supporto e il sostegno anche come Ministero. Però io comunque prima di Natale avrei portato la mia proposta e in termini o di proposta di legge finita, ovvero di una mozione relativa al presidenzialismo, che la stessa sarebbe arrivata prima di Natale. Quindi per me va benissimo che vadano in parallelo o non in parallelo, l'importante è che mi lasciano andare avanti e di corsa se si può, perché il Parlamento purtroppo è una bella gatta da pelare spesso. Sì, poi si può ancora dire gatta da pelare. Gatto allora? Gatto. Ma neanche gatto? Non lo so. No, perché ormai bisogna stare attenti a tutto, no? Ma io Se qua ci fanno... Di scivoloni ne ho fatti tanti. No, non è uno scivolone. non è uno scivolone. Non dire gatto se l'hai nel sacco, ma è trapattoni questo. Cosa facciamo? Al maschile o al femminile? No, era intesa come animalismo, no? No, per l'amor del cielo. Io stavo pensando al Presidente o il Presidente. No, io parlavo come animalismo. La Ministra, il Ministro, io pensavo a quello. Io sono, da un punto di vista animalista, credo che il numero di animali dei più strani e anche selvatici che ho avuto in casa io, credo che sfido uno zoo ad averli avuti. Questo è vero. No, lo dicevo perché ogni volta che si parla di animali c'è sempre un flusso di commenti. Prego, c'è altro? Prego, al volo che poi il Ministro è disponibile per interviste. Presidente, la settimana prossima inizia la sessione di bilancio in Consiglio regionale. Nei giorni scorsi ci sono state manifestazioni, mobilitazioni per salvare il welfare sociale, c'è il problema delle rette nelle case di riposo, il problema delle rette negli asili nido. Avete deciso di non mettere l'addizionale IRPEF, come conta di far fronte a questi problemi, case di riposo, anziani e non autosufficienti? Innanzitutto abbiamo detto da subito che avremmo voluto vedere la manovra del governo. La manovra è eloquente, peraltro una manovra, lo commentavo questa mattina un vostro collega, fatta in pochi giorni, 29 giorni, 30 giorni,
senza dibattiti ai quali eravamo ormai abituati, di scambi di prigionieri da farsi prima sui giornali, un disastro. Cioè, d'emblée è stata presentata la manovra, forse ancora molti non se ne sono accorti, di 35 miliardi, 21 miliardi sono dedicati al caro energia, alle famiglie. Penso che questo sia un intervento, se anche banalmente io prendessi 21 miliardi e dividessi per il numero delle regioni, è quasi una miliardata a regione dedicata a interventi sociali. Quindi penso che questi poi avranno una ricaduta. Noi non avremmo mai potuto investire 1 miliardo in Regione Veneto per interventi sociali, perché se avessimo fatto l'IRPEF forse saremmo arrivati a 120, 150, 160 milioni, ma poi anche qui con un dibattito che era già partito nel quale giustamente alcune categorie dicevano ma non solo sociale, perché ci sono poi le imprese, ci sono altre robe, alla fine nel sociale non sarebbe arrivato tutto questo. Ci sono 21 miliardi, più o meno 1 miliardo a regione in manovra, oltre a tutto quello che arriverà con i fondi del PNRR e altre partite, quindi penso che una risposta riusciremo a darla in un momento non facile, in un momento nel quale è più facile diciamo, indicare il problema che la soluzione, perché effettivamente ce n'è più di uno al giorno di problemi. Questo è quello che mi sento di dire. Prego, altro? Se Extra, buongiorno, anche io aggiungo una domanda, Trollese di Telenuovo, la sanità, la carenza dei medici di base, è uscito un nuovo bando, è sufficiente? Beh sì, sono 390, 93 mi sembra. 93 medici, sì, confermiamo questo. Si va avanti ovviamente in un paese nel quale mancano 45.000 medici. Perché dico questo dato? Perché se la narrazione in Veneto da parte di quelli che comunque sperano che tutto vada in malora e quindi sono pessimisti geneticamente affermati, è quella di far credere ai veneti che mancano i medici solo in Veneto, allora ricordiamo che mancano 45.000 medici in Italia e che se vedessimo la rassegna stampa della medicina, della salute, della sanità in Italia tutte le mattine, voi vedreste che ci sono solo titoli con disservizi, mancanza di medici e liste d'attesa in tutte le regioni, anche quelle diciamo, che sono sul nostro target, che sono quelle diciamo, che generalmente sono performanti. Noi eroghiamo 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno, abbiamo 2 milioni di accessi a pronto soccorso, 68 ospedali, 54.000 dipendenti, dei quali poco meno di 12.000 sono medici. Ce ne mancano almeno 3.000 in Veneto. Questo poi ha una ricaduta sulle attese, sulle risposte, eccetera. Però ricordo che 80 milioni di prestazioni le eroghiamo. Ovvio che la mole è tanta. Ne approfitto, visto che lo vedo qui, di salutare il dottor Flor, che purtroppo va in pensione. Il 30, lui mi ha detto non il 31 dicembre, il 30, non so cosa ha dato a fare a preparare la festa dell'ultimo dell'anno. Ecco, facciamo un applauso. Ma i ben informati mi hanno detto che si è già comprato tutta l'attrezzatura nuova per andare a scalare, cioè lui ha fatto il Himalaya, anche te che ha fatto, Tibet, tutto, ha fatto tutto quello che si può, da arrampicare ha fatto tutto. No, veramente io ringrazio il dottor Flor perché lui è stato un grande direttore per noi, più volte entrando e uscendo nella sanità del Veneto, da direttore sanitario, direttore generale per Verona, Padova, l'azienda ospedaliera di Padova, insomma che è la miraglia per noi, il ministro Calderoli la conosce bene. Ed è stato assolutamente formidabile, è stato l'uomo che ha preso in mano il Veneto in un momento drammatico. Noi facciamo 200 morti al giorno quando il dottor Flor è stato nominato. Dicembre 2020, il 1° dicembre 2020 se lo ricordo, 20 dicembre non ricordo. E insomma abbiamo fatto un bel percorso assieme, le nostre strade non si divideranno perché insomma siccome lui non va tu non vai con la quota 100, vai normale te. Quindi può ancora fare qualcosa e quindi vedremo di coinvolgerlo ancora. Proprio per questo noi pubblicheremo un bando per l'acquisizione di disponibilità, di curricula per capire cosa c'è sul mercato, che proposte ci saranno. Ovviamente ci faremo anche aiutare dal dottor Flor che conosce la macchina, vedremo di identificare diciamo, il successore diciamo, che più si confà a una family line che abbiamo dato, quindi veramente grazie di cuore Luciano, grazie. Direi che possiamo chiudere, il Ministro a disposizione per le domande, grazie. Ah scusate, fermi.
Eccoci, allora ho ripreso la linea, siamo in studio, ma adesso seguiamo anche le domande che faranno i giornalisti al Ministro Calderoli. Nelle immagini dovrebbe esserci la consegna di una targa. Anche di qua. Grazie. C'è una foto classica. Raccogliete qua Il leone di San Marco che il presidente Zaia ha consegnato a Calderoli. Ora spazio alle interviste, quindi ascoltiamo le dichiarazioni di Zaia ai giornalisti e di Roberto Calderoli, che insomma avete sentito, ecco, prima la targa, adesso arriva la bandiera del leone, il leone di San Marco, con le foto in favore dei giornalisti. Ministro, è tutto per voi. Ciao Roberto. Ministro, ci mettiamo qua davanti alla bandiera. Dove sei? Forse che mi sposti dall'altra parte. No, perché io metto là. Scusatemi. Mi metto qui così. Ministro, come verranno definiti i livelli essenziali di prestazione? All'interno della legge di stabilità è prevista la creazione di una cabina di regia che nell'arco di un anno dovrà definire i livelli essenziali delle prestazioni e i relativi costi fabbisogni standard. E solo dal momento in cui verranno definiti i livelli essenziali sarà consentito il trasferimento delle funzioni ulteriori alle regioni. Si prevede un vestito quasi su misura per ogni regione potrà appunto presentare una proposta per materia e lei ha anche sostenuto, insomma, non si può aspettare tutti, chi deve correre può correre, sempre nel rispetto ovviamente di un principio di sussidiarietà. Si chiama proprio differenziata questa autonomia perché deve essere calata nel singolo contesto regionale. Faccio l'esempio della Calabria, che è attratta dall'energia verde e quindi dall'eolico, dal fotovoltaico, dalla gestione dei porti, cosa che sarebbe impensabile per altre regioni prive del mare o di vento o di sole. Quindi proprio da quelle che sono le potenzialità di ciascuna regione vengono le richieste rispetto alle varie materie. Ci sarà quello che sarà più portato sul fronte produttivo, altre materie seguiranno altre strade, però questa differenziazione è legata a quello che in potenza quella regione può dare di più e quindi correre di più e avvicinare le velocità diverse che sono presenti oggi nel Paese. Ministro, lei ha dato una timeline per quello che sarà il processo verso l'autonomia, ce lo può ripetere? Un anno è dato alla cabina di regia per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, costi e fabbisogni standard. Un anno per l'approvazione della legge d'attuazione, quindi facendoli viaggiare in parallelo, alla fine del 2023 dovremo poter affrontare, valutare e votare le intese stabilite fra Stato e Governo e affidarle al Parlamento. Ha detto anche che non sarà un problema il fatto che debba essere approvato anche il presidenzialismo, diciamo, in contemporanea. Vede, il presidenzialismo, che sia con l'elezione diretta o in forma diversa, e quindi modello cancellierato, semipresidenzialismo, presidenzialismo modello Stati Uniti, è una riforma costituzionale che richiede 4 passaggi parlamentari, quindi sono proprio percorsi diversi. Ministro, ha detto, scusa, sono qui dietro, quando vedo il Veneto penso all'autonomia, ha spiegato anche perché da lombardo, ce la può rispiegare? Io sono bergamasco oltre che lombardo e quindi ogni volta che sono nato, cresciuto e vivo in città alta devo passare sotto una porta col leone di San Marco, quindi per me è un segnale distintivo. Ho sempre invidiato al Veneto quel forte senso identitario che è il senso identitario di un popolo che parla una lingua, che parla il Veneto, cosa che purtroppo in Lombardia così non è,
perché tante, non dico città, ma tante valli e tanti dialetti differenti che non sono interpretabili dall'una e dall'altra valle. Le chiedo una cosa, il Partito Azione attraverso l'ex ministro Gelmini ha chiesto l'istituzione di un fondo per finanziare i LEP. Ecco, ma verrà fatta una cosa io voglio essere serio nelle cose, perché quando ho trovato nella proposta che una delle materie da sottoporre all'EP fosse il sociale, e il sociale non è tra le materie che possono essere oggetto di trasferimento, così come il trasporto pubblico locale. Hanno tutte e due un'importanza enorme, sia il trasporto pubblico locale che il sociale, ma non sono oggetto delle materie da trasferire. Quindi non mischiamo le mele con le pere, come ho detto più volte prima. Però ci sarà un fondo di perequazione per le regioni dove i LEP non vengono raggiunti? No, il fondo di perequazione è perché tutti vengono messi in condizioni di poter avere tutti gli stessi diritti civili e sociali. Il fondo è per far partire tutti alla stessa velocità. Poi che si utilizzi la spesa storica. Ho sentito prima un esempio dal Presidente Zaia rispetto alla spesa storica. In questi giorni sto facendo un'accurata verifica rispetto alle varie materie, le spese storiche come siano distribuite quest'oggi nel Paese, perché in maniera sorprendente alcune regioni in alcuni casi spendono il doppio di altre e non sempre con lo stesso risultato. Che ostacoli può mettere il Parlamento? Che ostacoli può mettere il Parlamento? Guardi, il lavoro che noi stiamo facendo di confronto con tutti i soggetti coinvolti, settimana prossima vedrò anche Confindustria, proprio perché io uso anche la possibilità degli aiuti che possono venire da qualunque tipo di servizio. Studi possono aiutarmi nel cercare di portare un prodotto in Parlamento che sia il più appetibile, il più gradito possibile, quindi con le minor possibilità di richieste di modifica o intervento dal Parlamento. Ministro, cosa risponde a Trento che dice che ha intenzione di non ridare più i 40 milioni di euro per i fondi ex Odi, quindi i comuni limitrofi? Io ho già risposto a Trento che i 40 milioni che Trento e Bolzano per ciascuna quota devono dare è frutto di un'intesa e che le intese non si cambiano unilateralmente e che quindi continueranno ad essere versati. Io credo che rispetto all'utilizzo di quei fondi, di cui dovrò nominare il mio delegato e quindi il presidente dell'Odi, ci sia la necessità di fare interventi più strutturali che di semplice spesa e quindi progetti un po' più ampi e di più lungo respiro. E comunque i soldi non si toccano? Assolutamente, poi abbiamo un grande evento sportivo da realizzare, credo che il migliore utilizzo di quelle risorse possono servire sia al Veneto, alla Lombardia, che a Bolzano, che a Trento. Grazie. Pronti? Ministro per gli affari regionali e per le autonomie Roberto Calderoli, particolarmente risoluto, convinto, determinato il ministro in quota Lega. Si è parlato per un'ora esatta di autonomia e insomma l'incipit del presidente Zaia è: evitate di farmi perdere tempo, non ci faremo trascinare giù. Insomma, davvero entrambi determinati, tant'è che lo stesso Zaia ha dichiarato: se non la portiamo a casa questa volta con un ministro come Calderoli, il disegno di legge per l'autonomia non sa da fare. Le date, il timing è quello di 12 mesi di cabina di regia, è una legge di attuazione che potrebbe essere approvata per la fine del 2023. Non possiamo accettare diversi equilibri, regioni che vanno a diverse velocità. L'autonomia serve anche per i paesi che in questo momento corrono più lentamente. Queste le dichiarazioni del ministro Calderoli, evidentemente piena sintonia con il presidente Luca Zaia, la consegna della bandiera, la consegna della targa con il Leone di San Marco. Questa sera nel corso dei nostri notiziari cercheremo di riassumere questa ora di chiacchierata in cui forse per la prima volta sono stati dettati veramente i tempi
per poter arrivare all'autonomia e in qualche modo esaudire l'esito del referendum che ha portato alle urne così tanti veneti di ogni colore politico. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi parleremo di lavoro, metteremo sul piatto i dati di Veneto Lavoro e le considerazioni della CGIL con Giacomo Vendrame. A tra poco. Eccoci, ben ritrovati. Allora, come promesso, abbiamo seguito la lunga diretta, si è parlato di autonomia, la legge di attuazione con il timing per la prima volta e la conferma che il Veneto vorrà presentare le 23 materie, un'intesa unica per 23 materie o addirittura 23 intese. Cercheremo poi di riassumere questa sera nel corso dei nostri notiziari la lunga conferenza stampa con il ministro Calderoli e il presidente Luca Zaia. Ma come promesso ora parliamo di lavoro. Vi presento i nostri ospiti. Abbiamo Letizia Bertazzon per Veneto Lavoro. Buongiorno Letizia, grazie per averci raggiunto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E poi Giacomo Vendrame della segreteria regionale della CGIL del Veneto. Buongiorno Giacomo. Buongiorno a tutti. Allora Letizia, io partirei con lei perché quotidianamente voi analizzate i dati per raccontare l'andamento del mercato del lavoro con focus in particolare sulle donne, sugli immigrati, sui giovani, l'incrocio tra domanda ed offerta. Quali sono le tendenze in atto in questo momento nel mercato del lavoro in Veneto e le chiedo se la notizia che abbiamo in qualche modo dato del post pandemia che raccontava di queste centinaia di dimissioni di persone che in qualche modo cercano una mobilità quasi schizofrenica passando da un lavoro ad un altro, questo trend è ancora in atto oppure se sta cambiando qualcosa? Beh, certo, sicuramente ci troviamo in una fase congiunturale in cui la dinamica occupazionale continua ad essere positiva, continuiamo a vedere segnali di crescita dei posti di lavoro, soprattutto nell'ambito del lavoro dipendente. Diciamo che solo nel corso dell'ultimo mese si stanno registrando dei primi segnali di incertezza rispetto a queste dinamiche di rallentamento, rispetto a questo importante trend positivo che abbiamo registrato a partire dal post pandemia sulla scia proprio di questa rinnovata domanda e di congiuntura economica che ha trainato appunto queste buone performance. Effettivamente sì, questo momento è un momento anche particolarmente delicato perché insieme a questa espansione occupazionale si trascinano alcune criticità, alcuni problemi legati appunto a quelle che sono le trasformazioni in atto di lungo corso, se vogliamo, per certi aspetti nel mercato del lavoro. Tra queste effettivamente c'è questo trend particolarmente importante di aumento delle dimissioni, ossia del numero delle persone che volontariamente decidono di lasciare il posto di lavoro per un qualcos'altro. Diciamo che a differenza di quello che succede in altri contesti, non si può parlare di fuga dal lavoro perché non è questo quello di cui parliamo semplicemente di uno spostamento da un'occupazione all'altra, della voglia, della volontà di cercare di sperimentare delle occasioni lavorative diverse da parte dei lavoratori. Tant'è che in quasi la metà dei casi chi lascia il posto di lavoro volontariamente nel giro di una settimana ha già una nuova collocazione lavorativa. Quindi parliamo più che altro di transizioni occupazionali che avvengono sempre con più frequenza dall'industria ai servizi, ma anche dai servizi all'industria e via dicendo. Senta, questo non crea però diciamo delle difficoltà anche da parte delle aziende, una volta formati dei lavoratori, di qualificarli ancora di più, cioè investire, voglio dire, sui lavoratori se c'è questa mobilità così frequente, non crea un po' questo problema? Certo, sicuramente è un problema di discontinuità crescente nei percorsi lavorativi delle persone, dei lavoratori, ma anche nei percorsi poi di formazione delle risorse umane da parte delle imprese. Questa mobilità complessiva nel mercato del lavoro che sta crescendo in modo particolare, diciamo che
potrebbe avere due conseguenze che sono esattamente le due facce di una stessa medaglia. Da un lato potrebbe esserci in qualche modo la spinta ad un miglioramento della qualità complessiva del mercato del lavoro, perché chiaramente chi cambia lavoro per cercare qualcosa di meglio, che più si addice alle proprie esigenze e alle proprie necessità. Dall'altro lato è vero che questa discontinuità eccessiva, questa mancanza di stabilità rispetto alla relazione lavorativa può incidere negativamente sia per il lavoratore che per l'azienda. Penso al percorso professionale che non ha il tempo di crescere, penso al percorso di investimento da parte delle aziende che non può essere fatto se non con una prospettiva di durata minima di una relazione lavorativa. Senta, ci sono settori che anche a causa di questo sono scoperti, magari quelli che ad esempio richiedono delle competenze diciamo di base come l'agricoltura, cioè ci sono dei settori in questo momento che hanno fame di lavoratori? Ma ci sono molti settori che in questo momento si trovano in una situazione di, come si dice, fabbisogno insoddisfatto, no? Cioè situazioni in cui ci sono molti posti di lavoro disponibili, c'è una domanda di lavoro elevata che però non è possibile in qualche modo soddisfare con la forza lavoro che si trova disponibile. Da un lato c'è un problema di difficile incontro tra quelle che sono le esigenze delle aziende e quelle che sono le abilità, le capacità, la preparazione dei lavoratori che spesso non coincidono, per cui è un problema proprio di incontro di domanda-offerta. Da un altro punto di vista invece è un problema proprio di mancanza di risorse. C'è tutto il tema demografico alla base, in cui sappiamo che nei prossimi 10 anni, secondo le stime dell'Istat, mancheranno 150.000 persone, parlo del Veneto, in età lavorativa e quindi con un potenziale diciamo bacino da cui il mercato del lavoro può attingere in progressiva riduzione. C'è un problema legato anche alla diminuzione di attrattività, se vogliamo, anche per i lavoratori stranieri del nostro territorio. Anche stamattina in un'attività di ricerca nella quale stiamo facendo delle interviste, le aziende continuano a confermarci che quei flussi di personale straniero sui quali potevano contare qualche anno fa ora non ci sono più, perché magari sono attirati da offerte più allettanti in altri paesi europei che stanno vivendo le nostre stesse difficoltà di mancanza di manodopera. E qui parlo anche di settori professionali che hanno bisogno proprio anche di basse qualifiche o di professionalità per attività quali la raccolta nell'ambito dell'agricoltura oppure di personale nei magazzini della logistica e via dicendo. Un po' come sta facendo la Germania, no? Che ha annunciato adesso che vorrà iniziare a gestire i flussi migratori in maniera efficace proprio per mancanza di manodopera. Allora io, quello che lei ci ha raccontato, Letizia, lo vorrei passare direttamente a Vendrame, CGIL, perché ci ha dato degli spunti interessanti di riflessione, ma le chiedo di rimanere collegata con noi perché poi vorrei aprire una pagina anche sui giovani. Giacomo Vendrame, allora, poca attrattività del nostro paese anche per i lavoratori stranieri, poi questa mobilità per cui le persone tendono a voler cambiare lavoro, riescono a trovarlo, ma poi rimangono scoperti determinati settori. Come lo possiamo, dal vostro punto di vista, un'analisi su quello che ha detto Bertazzon? Manca la qualità del lavoro in Italia? Diciamo, chiaramente le statistiche poi fotografano situazioni anche molto differenti. I dati di Veneto al Lavoro tra l'altro sono sempre molto precisi e ci permettono tra l'altro un'analisi puntuale di quella che è la situazione del mercato del lavoro per quanto riguarda il Veneto. Io condivido molto quello che è già stato detto e tra l'altro ci dovrebbe interrogare molto, perché spesso invece le risposte sono eccessivamente semplificate. Esiste sicuramente nel post pandemia un atteggiamento, in realtà l'abbiamo già visto nella pandemia, differente da parte delle lavoratrici e dei lavoratori rispetto al loro posto di lavoro. Abbiamo la percezione, su questo statistiche non ci sono, che la gente premi molto di più rispetto al passato la qualità della vita e che faccia scelte anche rispetto al lavoro
che rispondano a questo tipo di visione. In parte le grandi dimissioni, in alcuni casi, visto che tra l'altro siamo anche soggetti certificati a fare le dimissioni, raccontano proprio di questo, in qualche modo del tentativo di una ricerca, visto anche il mercato del lavoro che appunto è sicuramente più mobile dopo il blocco che ha avuto nel 2020-2021, alla ricerca di migliori condizioni. Il tema vero è che non sempre queste migliori condizioni vengono offerte per tutti, perché oggi sicuramente i dati quantitativi per il Veneto ancora oggi non sono negativi, le prospettive, l'ha detto anche la dottoressa Bertazzon, sono soprattutto di incertezza, in alcuni segmenti si vede, e ad esempio c'è una compressione dei tempi determinati che è tipico di situazioni in cui in qualche modo non sai prevedere e programmare una produzione o un'attività per il futuro, quindi ci sono elementi di preoccupazione per il futuro anche abbastanza pesanti, visto tutto quello che sta succedendo, dalla guerra, dall'inflazione, dai costi energetici e via dicendo. Di sicuro però c'è anche un gran ragionamento da fare, e questo non riguarda gli ultimi anni, ma mi verrebbe da dire negli ultimi 20 anni, è una tendenza abbastanza lunga sulla precarietà, perché chiaramente le persone sono anche alla ricerca di stabilità. A me fa molto piacere quando la dottoressa Bertazzon dice la poco stabilità non crea in qualche modo i presupposti per l'impresa di produrre, creare, dare un servizio nel migliore dei presupposti. Condivido pienamente, nel senso che questo è uno degli aspetti su cui abbiamo sempre insistito, perché la nostra richiesta del cosiddetto è dipinto secondo me in maniera un po' anche caricaturale, posto fisso, in realtà è perché soprattutto per le sfide che oggi abbiamo di fronte, la digitalizzazione, la transizione appunto digitale, ma non solo, i temi della competenza e della professionalità dei lavoratori è determinante, e non è solo determinante per me lavoratore, ma è determinante per il futuro dell'impresa. Quindi questo è un aspetto determinante davvero per il futuro. Qui è importante anche che le imprese però offrano percorsi di crescita, no, ai propri lavoratori, quindi che ci sia anche diciamo nel sistema produttivo questa opportunità, e non sempre questo accade. Poi parleremo dei giovani, no, che comunque continuano a fuggire all'estero nonostante le opportunità sul territorio siano tante. Quanti giovani vedete, incontrate voi come CGIL, Giacomo? Beh, in realtà ne incontriamo, mi verrebbe da dire con un'autocritica sempre meno di quello che potremmo e dovremmo incontrare. Ci sono tanti ragionamenti da fare rispetto ai giovani, e ad esempio il fatto che il nostro Veneto rispetto ai giovani non è così particolarmente attrattivo, perché molti veneti giovani, qualificati e non tra l'altro, vanno all'estero, e di per sé questo non è un elemento negativo, perché voglio dire le scelte devono essere assolutamente libere degli individui, e ben venga se hanno deciso di fare un'esperienza dall'estero. Il punto è che non vengono giovani esteri nel Veneto. E tra l'altro un altro elemento abbastanza critico è il fatto che se confrontiamo, senza in qualche modo scomodare chi va all'estero, anche l'attrattività di regioni a noi vicine, Lombardia e Emilia Romagna, che hanno sistemi produttivi, se volete, paragonabili a quelli del Veneto, in realtà vediamo che scontiamo un deficit. Quindi i giovani in senso generale, non solo i giovani veneti, non scelgono il Veneto, o non lo scelgono abbastanza come si dovrebbe. Lo diceva nelle prospettive future la dottoressa, aggiungo io, abbiamo perso 250.000 giovani negli ultimi 20 anni nella classe di età dai 16 ai 35 anni. Li abbiamo persi perché non sono mai nati. Cioè una delle grandi transizioni che va affrontata attraverso una programmazione più generale anche da parte delle imprese è quella demografica. Cioè noi siamo una popolazione che sta invecchiando e molti giovani non ci sono, e quindi diventa ancora più determinante attrarne di nuovi. Senta, però si possono attrarre tanti immigrati che vorrebbero arrivare nel nostro paese. Cosa ne pensa delle politiche del governo? Cosa intravede nei primi passi che sta muovendo il governo per gestire e prendere in mano problemi come quelli che stiamo raccontando? C'è qualcosa che le piace?
direi che trovo praticamente impossibile qualcosa che mi piace rispetto al tema dell'immigrazione del governo, nel senso che si usa solo ed esclusivamente propaganda, quando il tema è serio da tutti i punti di vista e va governato e programmato. E in qualche modo riuscire a gestire il flusso di persone, tra l'altro appunto utili al nostro paese, sarebbe importante. Purtroppo, e tra l'altro non solo questo governo attuale, si fa altro, tra l'altro peggiorando le condizioni del paese stesso. Ci sono delle politiche, Vendrame, però per la famiglia, il congedo parentale, cioè ci sono comunque delle politiche che il governo sta mettendo in atto, ha annunciato che metterà in atto per la famiglia? Noi sulla manovra, guardi, tra l'altro unitariamente, come ci ha deciso lui, anche se con distinzioni rispetto agli strumenti di mobilitazione, noi contestiamo questa manovra perché in realtà non sta dando risposte a nessuno. Anche sul tema che dice lei, c'è sotto quella manovra qualche modo un pensiero culturale che il tema della gestione dei carichi familiari sia solo ed esclusivamente una questione di carattere femminile. E così non è, così non dovrebbe più essere. E purtroppo su questo, insomma, sarebbe da aprire una grande discussione nel nostro paese della partecipazione femminile al mercato del lavoro e delle condizioni che mettiamo all'interno del mercato del lavoro per garantire anche una gestione familiare che, ripeto, non è solo in capo al genere femminile, ma dovrebbe essere in capo in qualche modo a entrambi i sessi, a entrambi i genitori, a entrambi i figli per quanto riguarda le persone anziane. Lo faremo anche perché scelta delle famiglie. Veneto Lavoro si è occupato proprio di questo in una specifica ricerca, ne abbiamo parlato con Letizia Bertazzone. Perdonatemi, devo andare in pubblicità, tra pochissimi minuti riprendiamo il discorso con Bertazzone e partiamo dai giovani. Vi aspetto. Rivedizione, ben ritrovati ancora, buongiorno. Stiamo parlando di lavoro, mercato del lavoro, le tendenze di questo mercato e provando un po' a scattare una fotografia su, parlavamo di donne prima con Giacomo Vendrame della CGIL, sui flussi migratori, di quanto se governati potrebbero diventare importanti per l'apporto a livello anche di competenze che possono dare determinati settori. Vorrei aprire una parentesi sui giovani. Letizia Bertazzone, ancora buongiorno. Che dati avete in mano sulla mobilità dei giovani? Stanno continuando a scegliere l'estero rispetto all'Italia? Sì, rispetto al discorso sui giovani e al mercato del lavoro sicuramente c'è questo grosso problema di attrattività del territorio regionale, soprattutto per alcune categorie di profili professionali. Però allo stesso tempo dobbiamo anche sfatare quelle che sono alcuni luoghi comuni rispetto ai giovani, perché non è poi così vero che tutti i giovani decidono di andarsene all'estero, perché comunque i dati che noi abbiamo a disposizione anche sui flussi più recenti delle assunzioni, quindi degli inserimenti nel mercato del lavoro locale, ci confermano che comunque una buona parte delle assunzioni riguarda i giovani, siamo 1/3 del totale delle assunzioni riguardano i giovani. È vero che molte sono assunzioni non stabili, però è anche vero che se guardiamo le transizioni verso il tempo indeterminato, verso forme di contratti più stabili, comunque la quota, diciamo, di inserimenti dei giovani nel mercato del lavoro aumenta notevolmente, passano dal tempo determinato al tempo indeterminato, oppure ci sono le transizioni dall'apprendistato al tempo indeterminato. Chiaramente diciamo, ci sono degli inevitabili problemi legati all'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, problemi di scollamento rispetto ai percorsi formativi che in qualche modo vanno a rendere critico la fase di inserimento lavorativo di questa particolare categoria di lavoratori. Per cui sì, è vero che ci sono dei problemi, però è anche vero che anche in questo caso va letta anche l'altra versione, insomma, della situazione, perché comunque l'apporto che poi i giovani comunque danno al mercato del lavoro, soprattutto in questa situazione di progressivo invecchiamento, lo si ricordava anche prima, della popolazione ma anche dei lavoratori, chiaramente ha necessità di questi innesti, diciamo, di
competenze, di forze, di abilità nuove, no? Che sono indispensabili per proprio l'innovazione, il processo di innovazione anche all'interno del mercato del lavoro. Per quanto riguarda invece quelli che decidono di andare all'estero, chiaramente sono ancora molti, perché anche nell'anno della pandemia i flussi di emigrazione sono stati elevatissimi nonostante le restrizioni della mobilità, quindi gente che trasferisce proprio la residenza all'estero, di cui appunto buona parte sono giovani e in particolar modo italiani. Perché se ne vanno all'estero? Vanno per cercare un'opportunità di crescita, di realizzazione personale e professionale che ritengono di non poter trovare qui nel contesto regionale. Cercano magari il completamento di alcuni percorsi di studio o di preparazione professionale che hanno a volte il naturale sbocco in contesti diversi. Quindi le situazioni sono molto diversificate e variegate e chiaramente la sfida è quella di riuscire a farli rientrare questi giovani. Provocatoriamente io dico proviamo a mettere un elastico a questi giovani, lo diceva prima anche il segretario Vendrame, non possiamo fermare la mobilità, non possiamo ipotizzare, diciamo, di mettere una catena alle persone per non farle andare all'estero, perché chiaramente viviamo in un contesto, in un mondo internazionalizzato, dove la libertà degli spostamenti è chiaramente il volano, insomma, per tutti. Però riuscire in qualche modo a creare delle precondizioni affinché dopo l'esperienza all'estero ci sia comunque la possibilità di una nuova realizzazione anche nel contesto di partenza sarebbe sicuramente una direzione sulla quale riflettere, ragionare di intervenire molto, molto interessante. Grazie Letizia Bertazzone. Qui veniamo un po' anche alla questione legata ai salari, no? Si è discusso molto dei salari. Vendrame, voi avete spesso battuto questo tasto salari molto bassi in Italia rispetto all'estero, ed è per questo che a volte i lavori non sono così attrattivi. Però in questi pochi minuti che ho a disposizione io vorrei chiederle un'altra cosa, perché ieri a Colle Umberto c'è stato l'ennesimo incidente sul lavoro, è morto un operaio di 56 anni. È una storia infinita come quelle delle stragi sulle nostre strade. Chiedo a lei un passaggio su questo e che cosa c'è come prospettiva per la sicurezza sul lavoro nella manovra, nel nuovo governo. Che investimenti ci sono? Li avete visti? Su questo non mi pare esista un capitolo specifico di maggiori risorse come noi chiedevamo, per cui il tema delle stragi, perché che stiamo parlando, delle morti sul posto di lavoro, così come di tantissimi infortuni che magari non hanno le prime pagine dei giornali o dei vostri dei TG, ma sono sempre più frequenti o comunque ancora troppo frequenti, perché poi è sempre questo il tema. È un tema centrale che in parte fa anche rima con quello che dicevamo prima. La precarietà spesso porta a non un addestramento adeguato per quanto riguarda il comprendere i rischi nello svolgimento del proprio lavoro. Molte persone che hanno infortuni gravi o addirittura mortali sono all'interno di quella che definiamo precarietà, gli appalti e via dicendo. Il caso che lei ha citato probabilmente non rientra qui. Il tema vero è che dobbiamo continuare a mantenere un'attenzione e incrementarla, strumenti, maggiori servizi di vigilanza, una cultura sulla questione della sicurezza sul lavoro e dei rischi appunto connessi. È necessario metterla in campo. È un lavoro che stiamo continuando a fare tutti assieme, devo dire, parti sociali e datoriali, però dobbiamo dirci non basta, perché le statistiche dicono che dobbiamo continuare a insistere e dobbiamo cambiare il concetto che non si può produrre a qualsiasi condizioni, perché bisogna garantire prima la salute e sicurezza del luogo di lavoro e poi quindi la produzione, anche perché secondo noi ne beneficerebbe la stessa produzione, perché in qualche modo riuscire a garantire condizioni migliori anche sotto il profilo della salute e sicurezza per quanto riguarda
quel posto di lavoro garantisce anche maggiore produttività e quindi è un sistema solo a guadagnare, e invece oggi siamo ancora a commentare situazioni in cui tutti hanno da perdere. Grazie, davvero grazie a Letizia Bertazzon, Veneto Lavoro, Giacomo Vendrame, segretario generale CGIL del Veneto, grazie per essere stati con noi. Apriremo una nuova parentesi e conto di riavervi qui con me per parlare di gap salariale, per parlare di donne, un po' quello che Giacomo hai lanciato tu prima nella nostra discussione. Grazie per essere stati in nostra compagnia, buona giornata. Grazie altrettanto. Arrivederci, allora torneremo ovviamente a parlare di lavoro, ora siamo alle previsioni del tempo, attenzione, il Ponte dell'Immacolata sarà bagnato dalla pioggia e poi a seguire con la nostra Alice Montagnier un approfondimento dedicato alla salute, andremo a Pordenone con il professor Umberto Tirelli per parlare di ossigeno, ozono, terapia, un grande alleato per la salute. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Impulso perturbato sull'Italia, qualche effetto anche sul nostro territorio nella giornata di venerdì 2 dicembre. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto il cielo sarà molto nuvoloso sin dal mattino, non si escludono anche delle fasi di modeste precipitazioni a carattere sparso, limite delle nevicate un po' in abbassamento fino a circa 700 mm sulle prealpi e fino a fondovalle sulle Dolomiti. Temperature stazionarie, minime tra 2 e 6 gradi, massime invece comprese tra 6 e 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo coperto, soffierà bora moderata sulla costa, possibili deboli piogge diffuse nelle ore centrali e deboli nevicate sulla zona montana sopra i 500-700 metri di quota. Temperature minime intorno a 4-6 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Anche qui molte nubi e le condizioni peggioreranno ulteriormente con possibili deboli piogge. Temperature minime comprese tra lo 0 e i 3 gradi, massime sui 7 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.